Ottobre Rosa è il mese della prevenzione. Io dico sempre, se noi donne non pensiamo a noi stesse, non ci ricordiamo di quanto preziose siamo, siamo le prime che dobbiamo pensare per noi. Abbiamo associazioni di donne come noi, come l'Andos, che ci organizzano tutto il mese per la prevenzione, perché la prevenzione è la cosa più importante, quindi ci sono screening, ci sono serate informative, perché la nutrizione piuttosto che lo sport, piuttosto che lo stile di vita aiuta a proteggersi dalla malattia. Se la malattia compare, una volta diagnosticata, c'è un'associazione fantastica che è l'associazione dell'Andos che ci accompagna per tutto il percorso della malattia e per la guarigione. Andos nazionale, perché è nata e quali obiettivi persegue? Allora, nacque nel 1976 per le donne mastectomizzate, perché all'epoca si faceva solo questo intervento demolitivo della mastectomia, e nasce appunto per dare un aiuto fisico, perché il problema grosso all'epoca era il braccio linfedemico, il cosiddetto braccio grosso, per cui non c'erano le fisioterapie, all'epoca non c'era la riabilitazione fisioterapica, per cui Andos è entrato proprio per fare fisioterapia e riabilitazione per il cosiddetto braccio grosso e per la prevenzione dopo. In tutti questi anni poi invece tutto quello che noi facciamo è rivolto alla donna a 360 gradi, per cui da qui si è subito il risvolto psicologico, che è importantissimo, perché una donna che ha avuto un cancro ha bisogno di un sostegno psicologico, ma il sostegno psicologico è quello che tutti i comitati offrono. Andos Nazionale offre la formazione alle volontarie dell'Andos che poi operano nei territori, nei comitati, perché tutti i comitati sono liberi di esercitare quello che è il loro welfare, la loro missione, come vogliono, come preferiscono, come è calata nel proprio territorio. Dal 1976 al 2025 ci siamo rivolti anche ad altri settori. Quali sono gli altri settori? Sono quelli del lavoro. Il fatto che la donna adesso non è più una donna solo casalinga, ma una donna che è inserita nel mondo lavorativo, è inserita nel sociale anche con altre attività, per cui in questo caso l'anno scorso abbiamo fatto un sondaggio tramite un questionario rivolto a tantissime donne operate, da quale si è scoperto che tuttora ci sono grosse difficoltà nella tutela dei propri diritti e nell'esercitare i propri diritti. Da qui il progetto SHIELD, che invece è di quest'anno, legato a portare prevenzione, la conoscenza della prevenzione e la conoscenza dello screening nazionale, che per fortuna c'è, perché abbiamo questa grandissima fortuna di avere uno screening che funziona tantissimo per quelli che sono i tumori principali, mammella, colon retto e prostata per i maschi, e che non vorrei dire appunto. E tutte queste cose noi vogliamo portarle anche quelle che sono le categorie meno abbienti, per cui le donne che non sono informate, che sono donne immigrate, ma possono essere anche donne che invece abitano in quartieri, nelle città molto poco evolute, e questo è quanto quello che stiamo facendo.